Calcio d'inizio per il Catania, partita iniziata proprio in questo istante. Ovviamente occhio a quello che succederà tra Brindisi e Cavese, che parte in contemporanea rispetto a questa partita, per comprendere quale sarà comunque il prossimo avversario del Catania. Ricordiamo ancora una volta ai nostri amici telespettatori che il Catania deve vincere questa partita per giocare poi la prossima comunque domenica. In caso contrario, in caso di pareggio o di risultato diverso dalla vittoria, il Catania giocherebbe mercoledì tra Brindisi e Cavese. Catania che attacca sulla versante destro del fronte offensivo, subito Cacace a mettere un argine nella linea difensiva della formazione allenata dal tecnico Vincenzo Maiuri, confermato quindi anche per la prossima stagione. Parole di apprezzamento da parte della dirigenza del Sorrento per l'operato del tecnico. Attenzione perché c'è Scala sul versante destro del campo, subito il primo tentativo di incursione in posizione centrale per Baget, gioca con la maglia numero 9 e si colloca proprio in una zona di intercampo quasi a ridosso del riferimento offensivo più avanzato, che invece Francesco Pio Petito. Lo riconosciamo anche dal colore dei capelli, il prossimo che utilizzerà Marco Carli se il Catania dovesse vincere anche la pool scudetto. Proprio Baget, passaggio che adesso coglie direttamente Davide Cacace, schierato con questa linea difensiva a 4. Il Catania che gioca con De Luca che parte dalla versante di destra, con Russotto che invece viaggia sulla sinistra. Solito lavoro per uno degli attaccanti che sta vivendo un eccellente momento di forma, che è Manuel Sarao, in ombra nelle ultime partite, negli ultimi minuti di questo campionato. Sicuramente il riferimento offensivo che nel girone di ritorno ha trovato slancio, e soprattutto con l'attenzione la posizione di Baget, avanza palla al piede, la grande velocità poi per Petito che prova ad allungare il passo. Subito un fallo proprio Petito su Rapisarda, e partita che comincia con qualche inizio di scintilla e iniziamo a intravedere un po' le caratteristiche fisiche e tecniche della squadra del Sorrento. Questo è Petito, guardate, subito avanza, palla al piede, salta il primo, poi salta il secondo, l'ottima chiusura da parte di Rapisarda. Una grande progressione, ha messo in difficoltà da solo quasi i 4 difensori del Catania. Lo sono schierati con un 4-3 classico, con Herrera che doveva fare il play basso davanti alla difesa e la Monica che fa l'interno destra, mentre Cucurullo è l'interno di sinistra. Calcio di punizione, lo batte il vice capitano Eric Herrera. Siamo sulla corridoio di sinistra rispetto al fronte offensivo della formazione che attacca. Subito l'uscita con i pugni da parte di Beters, la allontana proprio dalle posizioni di Petito, che adesso si è spostato largo a sinistra. E nell'avanzata di Petito c'era come al solito il movimento di Baget, che invece, partito qualche metro indietro, stava cercando lo spazio per il controtraversone per imbucare. Poi alle spalle di Beters, provvidenziale l'uscita di Rapisarda, è proprio movimento da parte di Baget, provato ad allungare il passo, pallone che gli sfugge di qualche centimetro rispetto al piede destro. I tre lì davanti mi sembrano veramente molto ben assortiti, con Petito che è una grande potenza fisica, Scala che è un giocatore molto abile tecnicamente, Baget che è una freccia lì sul versante di destra e ha attaccato benissimo la profondità poc'anzi. Catania che finora ha subito i tentativi di cercare la profondità da parte del Sorrento, non è riuscito finora ad imbastire un'azione offensiva degna di nota. Palcoscenico quindi per il Sorrento, ma adesso il Catania può impostare direttamente da Beters. Si fa vedere Francesco Lodi, si viene a prendere il pallone a ridosso della linea dei difensori, la finta di Rizzo con De Luca che comunque viene superato, intervento in chiusura da parte di Francesco Todisco. L'arbitro comunque ferma il gioco, comanda il calcio di punizione
per il Sorrento, pallone che non arriva, inquadratura ovviamente per Giovanni Ferraro, il suo immancabile cronometro nella mano sinistra. Il panamense Herrera, spazio lì davanti per il movimento del capocannoniere di questa squadra che è la Monica. Apertura sulla versante di destra, attenzione, può partire Gianmarco Todisco, parte basso e può poi arrivare fino in profondità. Duello tra i due numeri 2, vince comunque il duello Boccia. Inquadratura invece per Vincenzo Meiuri, allenatore che ha avuto la possibilità di andare a cercare non soltanto gloria ma soprattutto una vittoria insperata di questo campionato. Si accendono scintille, è una partita che ovviamente il Sorrento ha preparato con l'adrenalina a 1000, viaggiano con ancora la festa promozione sulle spalle. Il Catania invece ha festeggiato la promozione 2 mesi addietro per un campionato stravinto, potersela giocare allo stadio Angelo Massimino davanti a una platea di oltre 7.000 spettatori. Ovviamente è un importante momento per tutti. Petito, attenzione, limite dall'area di rigore, chiude il Catania. Adesso partenza con la Monica, apertura sul fronte di destra per Scala, mette un pallone al centro Scala, all'indietro, si riparte con calma, ancora una volta dal panamense Herrera, prova la profondità, la difesa comunque da parte di Lorenzini e hanno schemi. È una squadra che gioca a memoria, Angelo. Sì. C'è stato veramente un taglio importante di Bacè, una verticalizzazione importante di Herrera che lo aveva di nuovo pescato in mezzo alla linea difensiva del Catania. Stavolta Lorenzini ha capito tutto, si è messo davanti tra pallone e avversario, ma la giocata rimane comunque pregevole. Lì in mezzo Cucurullo preferisce partire da dietro, affidando il pallone al capitano Cacace, avanza palla al piede, poi Francesco Fusco, sempre palla ad Herrera, ancora movimento di Petito, riesce il Catania a contenere, arriva Rizzo, chiede ai suoi compagni di squadra di andare avanti, si fa vedere nella linea più avanzata del Catania Sarao, poi perdiamo il pallone, lo riaffidiamo nuovamente a Todisco, rimessa con le mani, con calma. Herrera prova a mettere palla al centro, posizione comunque irregolare all'indietro, fischiata per Sarao sul pallone che comunque proveniva da dietro. Gioco fermo e nonostante il possesso palla fosse comunque ancora dei giocatori del Sorrento, l'arbitro ha preferito accordare il calcio di punizione su segnalazione del primo assistente, del suo primo assistente De Palma di Molfetta. Bagé provano ad allargare le maglie difensive della Catania. La Monica, attenzione al movimento di questo giocatore che parte da centrocampo, ma un giocatore in grado di realizzare il miglior numero di reti di questa squadra, di questa formazione. Rizzo costretto a mettere le misure forti, l'arbitro si accorge di tutto, comanda il calcio di punizione a favore del Sorrento. Non ci aspettavamo 8 minuti giocati con tanta frequenza da parte del Sorrento, e adesso Herrera che dice ai compagni di squadra di allargare il gioco, ma da quel punto potrebbe battere direttamente col destro scodellando un pallone al centro. Attenzione soprattutto alla Monica che vedete inquadrato in basso a sinistra, vedete le schermi, giocano praticamente a memoria. Ha provato invece la botta direttamente da 28 metri, il pallone che si perde abbondantemente altro sulla porta difesa da Beters. Dicevamo 9 minuti senza un'azione offensiva della Catania, chissà cosa vede da bordo campo Marco Cardi, soprattutto guardando le due panchine. Eh sì, perché è assolutamente soddisfatto certamente Maiuri di quello che sta vedendo in questa parte iniziale della partita, meno Ferraro che è un po' più agitato rispetto al solito, spesso e volentieri abbandona anche la sua area tecnica, è stato richiamato 2 volte dall'assistente. Tante indicazioni anche sul settore di sinistra del Catania a Boccia e a Vitale. Importante la scelta di Boccia che all'inizio, durante la settimana, era in ballottaggio con Pedicone
probabilmente scelto Boccia anche per la velocità di Bagé che avete già sottolineato prima. Sulla tinta dei capelli ti dico, Angelo, che io li posso tingere. Me lo hai promesso prima dell'inizio di questa partita e mi pare che le promesse vadano poi comunque mantenute. 10 minuti dall'inizio di questa partita, il risultato è fermo sullo 0-0. I portieri non sono stati interessati da azioni particolarmente significative, ma diciamo che possesso palla e predominio territoriale a sorpresa è tutto del Sorrento. Sì, è proprio così. Ottimo fraseggio in mezzo al campo, ottima aggressività sulle seconde palle, entrano decisi più dei calciatori del Catania e quindi in questo momento c'è una sola squadra in campo, il Catania sta pensando solamente di cercare di chiudere gli spazi. Cucurullo sempre lì in mezzo, cercare l'appoggio di Lamonica, fraseggio rapido per Bagé, si gira tra due avversari, scarica sulla versante di destra per Todisco, doppio passo del numero 2 della formazione ospite, poi costretto a indietreggiare rispetto alla marcatura di Boccia. Nel frattempo gioco fermo perché c'è un infortunio, rimane a terra Cerrizzo sulla postazione di Bagé. Si fa vedere anche Lorenzini, vedremo cosa è accaduto. L'uscita di Lorenzini, guardate, Lorenzini prova per un attimo a divincolarsi, non succede praticamente nulla di così grave, così significativo. Mi è parso sì che abbia allargato il braccio, ma non attinga poi a parti così sensibili da parte del giocatore del Gambia, comunque rimane dolorante a terra. Potremmo rivedere nuovamente questa azione mentre c'è tempo di dissetarsi pure per i giocatori e lo ricommentiamo. Lorenzini, guardate, Bagé, Vitale lo marca. Lorenzini prima prova a cingerlo, poi arriva, ma È fallo questo. rimane fallo, ma le conseguenze hanno comunque portato il Sorrento ad interrompere il match per quasi 2 minuti. Si è rialzato Ismaila Bagé, che adesso verrà autorizzato a rientrare nuovamente in campo. L'arbitro aveva fermato senza accorgersi del fallo di Lorenzini. Con fair play il Catania restituisce il pallone a Del Sorbo, che tocca il suo primo pallone della partita quando siamo giunti al 12° minuto, e questo è un dato assolutamente significativo. Marco Cucurullo, apertura sulla destra per Todisco, stavolta arriva Castellini sulla l'incursione di Francesco Petito, mette la palla fuori e adesso andremo a capire che c'è il primo calcio d'angolo di questa partita. Lo batte il Sorrento dalla bandierina di sinistra. Vedete nel frattempo le immagini che scorrono dalle curve della Catania. Lo batte ovviamente Herrera, batte quasi tutti lui i calci piazzati. Si fa vedere più davanti Petito, adesso poi viene chiamato da Herrera, voleva chiamare lo schema. Herrera invece battela col destro direttamente indirizzandolo verso l'area di porta. Così è, pallone che rimbalza, riesce a contenere il Catania, prova adesso a ripartire. Russotto si fa vedere, si è spostato sulla versante di destra e qui c'è il primo cambio di posizionamento. Russotto scivola a destra, De Luca si muove a sinistra, Sarao invece torna a fare, così come dall'inizio, il riferimento centrale, ma non transitano palloni su quell'area. Rapisarda chiama pallone Russotto, poi riesce a salvare per evitare il calcio d'angolo Ludovico Del Sorbo. 2 rimbalzi, pallone che però è uscito. Scambio di, chiamiamole così, impressioni tra Manuel Sarao e Cucurullo. Pallone che è uscito nonostante il gesto atletico di Ludovico Del Sorbo. Primo calcio d'angolo della partita per quanto riguarda il Catania. Uno ha battuto il Sorrento. Siamo giunti al 14° minuto all'inizio di questo match, il risultato è ancora fermo sullo 0-0. Francesco Lodi che batte dalla bandierina, pallone che deve toccare comunque la linea del corner, così è, difatti viene fatto indietreggiare
chiama lo schema con Rizzo fuori dall'area, il piattone con la destra, il spiovente all'interno dell'area di rigore, pallone che viene girato direttamente dal centrale difensivo della Sorrento. Guardate il piattone a cercare il movimento sul primo palo di Rapisarda, poi intervento invece come ultimo tocco, secondo calcio d'angolo, lo batte sempre Francesco Lodi, stavolta lo batte con il piede sinistro, si smanaccia tantissimo all'interno dell'area di rigore, poi pallone che ancora una volta Rizzo indirizza sul palo a destra della porta difesa da Del Sorbo, ma troppo debole il tiro, riescono a chiudere i giocatori della Sorrento. Maiuri dalla panchina non sta fermo un attimo, per lui la sorpresa di vincere il campionato negli ultimi minuti del torneo e del match. Catania che prova ad allargare, Lorenzini adesso mette a campo tutta quanta sua, giocatori della Sorrento che erano andati a chiudere sulle due azioni che scaturivano dai due calci d'angolo battuti dalla Catania. Adesso tornato nuovamente Petito a fare il riferimento più offensivo. Perdiamo palla però lì in mezzo al campo, la partenza veloce da parte di La Monica, non c'è fallo sul giocatore con la maglia numero 4, poi l'arbitro ferma il gioco per comandare un calcio di punizione a favore del Catania. L'ultimo è stato proprio La Monica, non è d'accordo, sorriso di disappunto nei confronti del direttore di gara. Vitale c'era arrivato con un attimo di ritardo, ma non c'erano gli estremi del calcio di punizione. Rapisarda all'indietro per Rizzo, Castellini per Lodi, attenzione quell'area affollata e Lodi deve fare attenzione sui palloni. C'è troppa sufficienza, Angelo, nei giocatori del Catania quando ripartono soprattutto da dietro. Già nei primi minuti un fallo laterale di Boccia aveva messo nelle condizioni Bacè di arrivare quasi a tu per tu con Beters, e in questi disimpegni semplici da dietro ci sono parecchi errori di misura, ecco, questo costringe proprio i rossazzurri a stare sempre attenti, a non poter manovrare, ecco. Partiamo sulla freccia del versante sinistro dove Petito sta facendo davvero un gran lavoro, contenuto in due. Prima Rizzo va sul portatore di palla, poi arriva Castellini, aspettano che il pallone si perde oltre la linea del fondo, li prenderemo quindi con una rimessa da parte di Beters. E una curiosità, Angelo, sì. Ferraro è stato un ex calciatore del Sorrento, ha sfidato nella finale nazionale di Coppa Italia il Giarre, diretto dal direttore Marino, con Madonia, con Litteri, ecco, e quindi è un ex calciatore del Sorrento. E difatti anche allenato alcuni giocatori del Sorrento, per lui è un déjà vu per alcuni giocatori che ha voluto anche salutare prima dell'inizio della partita. De Luca è tornato nuovamente a destra, Brussotto ha ricollocato i due esterni, Ferraro dalla panchina, Brussotto è tornato nuovamente a sinistra, ma lì in mezzo al campo non abbiamo probabilmente grande slancio e soprattutto le misure sono particolarmente ampie. Non gioca sullo stretto il Catania, lo di gira a vuoto in più circostanze, più veloci i centrocampisti del Sorrento. Scala all'indietro per Cucurulla, all'indietro ancora per Giuseppe La Monica. Si riparte da due centrali difensivi con Capitano, Cacace, poi sulla sinistra c'è Fusco che raccoglie adesso. Catania che è tutto quanto indietro ad eccezione di due giocatori. Ci prendono il tempo e anche il pallone. Bacè prova a dare una sterzata in verticale, ma sbaglia la misura clamorosamente. Si parte da Rizzo, sbaglia ancora il Catania lì in mezzo al campo. Un po' stucchevole la manovra della Catania dalla distanza, controbalzo Bacè, pallone che comunque viene controllato da Beters, inquadratura per il numero 9 della formazione rossonera. Beters non ha dovuto subire interventi particolarmente significativi, particolarmente complicati o complessi
ma finora si è giocato quasi esclusivamente nella metà campo della Catania. Boccia, partiamo dalla versante di sinistra, dove proviamo a trovare le imbucate migliori, poi cambiamo, sterziamo a destra. Rapisarda con calma per Rizzo, che a 2 metri avanti, ma ancora una volta trovano nella velocità di Petito l'impossibilità di mettere un pallone al centro dell'area di rigore. Ne viene fuori comunque una calcio d'angolo, bandierina di destra e quindi piede destro per Francesco Lodi. Spiovente possono riprovare nuovamente gli schemi. Prima si era fatto vedere Rizzo, adesso Rizzo si defila. Russotto potrebbe raccogliere invece il pallone che spiova all'interno dell'area di rigore, allontanato. Russotto, chiusura in diagonale direttamente all'indietro per il controllo di Betters, che è uscito 15 metri fuori dall'area di rigore. Ripartiamo lì da mezzo al campo, tocco e poi controllo per Francesco Lodi. Le ha sbagliate tutte finora il capitano della formazione rossazzurra. È come se il Catania guidasse a fari spenti in questa partita. Lì in mezzo invece tutto funziona per il centrocampo della Sorrento. Herrera, bisogna capire ovviamente nell'ottica dei 90 minuti quanto può proseguire la velocità di esecuzione della Sorrento e quanto il risparmio non voluto del Catania possa comunque trovare invece maggiori progressioni e produzioni nei secondi 45 minuti. Ma primo tempo finora, che è arrivato al minuto 21esimo, che non ha visto la formazione rossazzurra impegnare Ludovico Del Sorbo. Betters, come se in mezzo Catania non abbia trovato le geometrie, i tempi di inserimento giusti. Sarao, si fa vedere De Luca, poi Vitale. Vediamo se lo strapotere tecnico comunque che il Catania ha dimostrato nel girone di appartenenza può fare la differenza anche in partite del genere. Anche Rizzo non mi sembra particolarmente ispirato nella partita di oggi. Controllo che non ha avuto l'esito sperato, pallone che si è perso direttamente oltre la linea del fondo. Chiedo a Marco Carli di comprendere se ci sono movimenti in panchina. Mi sembra prematuro, ma potrebbe anche succedere. No, al momento nessun movimento in panchina, qualche indicazione sì. Ad esempio a Vitale è stato chiesto di andare lui in fase di prima costruzione del Sorrento su Herrera, il play della squadra rossonera, per tentare di rallentare un po' la velocità di esecuzione del Sorrento nel riportare, nel trasformare l'azione da difensiva in offensiva. E poi poco fa a Rapisarda è stato detto, intanto no, vabbè, la palla è fuori, la palla è fuori. Ti dicevo di Rapisarda, a cui è stato chiesto quando tiriamo il pallone, lanciamo il pallone lungo, siamo attenti sulle ribattute a salire per andare a cercare di prendere la palla subito e pressare, come stanno facendo in questo momento i giocatori del Catania. Russotto è tornato nuovamente a destra, De Luca si è collocato a questo punto a sinistra. Provano a scavalcare la linea di centrocampo direttamente sulla ripartenza giocatori del Sorrento. Pallone fuori per misura, così come mi sembrano fuori misura ancora le distanze soprattutto tra i due reparti centrocampo e l'attacco. Sì, vedi come il Sorrento è ben disposto in campo e come subito va ad aggredire soprattutto Lodi, sapendo che è lui la fonte iniziale del gioco del Catania. I tre attaccanti sono tre attaccanti di grande movimento, in quanto Petito non è proprio una classica prima punta, ma dà una mano anche nella fase difensiva, rientra, svaria su tutto il fronte d'attacco e si completa a meraviglia sia con Scala che con Bagé, che hanno caratteristiche un po' diverse. Bagé è proprio strapotere fisico, non granché tecnicamente, mentre Scala al contrario. Proviamo a sinistra con Boccia. Difende il pallone tra due avversari, marcatura stretta, ritorna nuovamente a Francesco Lodi, ancora l'esterno difensivo della Catania, la mette il pallone col destro, la girata di testa da parte di Sarao. E questi sono i primi applausi che giungono dallo stadio Angelo Massimino con la girata di Sarao, gesto atletico. Guardate la difesa dello spazio di Boccia, prima aveva
avuto la meglio su un contrasto, salta molto bene Sarao, pallone che si perde davvero di pochissimo a fil di palo. Nella prima parte del campionato abbiamo rimproverato tante volte a Sarao di non prendere quasi mai posizione in mezzo ai due difensori centrali, arrivava sempre secondo sui tanti traversoni che gli arrivavano. Nel girone di ritorno le prende tutte lui, prende sempre posizione e sempre va a concludere con grande Russotto nel pericolosità. frattempo, scusami, prova la battuta con il sinistro, chiudono anche sul numero 7 della formazione rossazzurra, Petito, breve. Proprio così. All'indietro Herrera, grande lavoro per il centrocampista della formazione del Sorrento, lo troviamo davvero a ridosso di quasi tutte le azioni dove transita il pallone, sia nella fase difensiva, sia lì in mezzo al campo, sia come suggeritore del fronte più avanzato. E adesso Sorrento gioca a sinistra, c'è un fallo che l'arbitro fischia con De Luca che va immediatamente a protestare all'indirizzo del direttore di gara, subito da Rizzo. Primo cartellino giallo della partita per Francesco Todisco. Guardate l'entrata, piedi uniti, siamo praticamente a ridosso dell'arancione, ma Brutto. giusto il cartellino giallo e giuste anche le proteste da parte dei giocatori del Catania all'indirizzo del direttore di gara, il signor Pizzi di Bergamo, arbitro che non ha una enorme esperienza in questo campionato, arbitro che non ha neppure la voglia di estrarre troppi cartellini gialli, ma questo ovviamente era un giallo dovuto. Sono state 9 le sue espulsioni durante la carriera tra i dilettanti, 4 di queste sono state invece per somma di ammonizioni. Francesco Lodi, pallone che spiova all'interno dell'area di rigore, hanno preso le misure della linea difensiva, si difendono in 11 all'interno della metà campo della Sorrento, poi provano ad uscire fuori, scalato in posizione centrale Boccia, apertura invece sul fronte di sinistra per Vitale, la scodella con la destra, c'era Pisarda, può raccoglierla di testa, chiudono comunque bene perché Scala riesce a scendere di posizione e adesso c'è cartellino giallo, se lo prende Sarao per il fallo di ritorno, chiamiamola così, Però quasi ci una vendetta. sta che adesso i calciatori del Catania siano più aggressivi, entrino più sovente nelle situazioni di palla mezza e mezza, significa che ci tengono, significa che stanno iniziando a entrare dentro la partita. Clima partita che si vive soltanto negli ultimi 5 minuti, 10 minuti al massimo per il Catania, che ha provato con maggiore cattiveria agonistica a spingere il pedale dell'acceleratore, cosa che aveva invece consegnato agli avversari nell'arco dei primi 15 minuti abbondanti di match, seppur Betters non ha dovuto mai effettuare una parata particolarmente significativa, ma lo stesso palla è stato per il Sorrento. Poi ricordiamolo, azione da gol sul spiovente di Boccia dal corridoio di sinistra, la girata di testa di Manuel Sarao, il pallone che si è perso 1 metro, anche meno, rispetto al palo di sinistra della porta di Ludovico Del Sorbo. Con le mani la gioca Cucurullo, all'indietro per poi Fusco per linee orizzontali, si parte dal capitano, chiede invece alla Monica di spostarsi in posizione più avanzata, ancora Cucurullo che palleggia, Sorrento che adesso prova ad allentare la morsa offensiva della Catania. Rizzo, Francesco Lodi, attenzione, con la punta del piede dalle parti di Lorenzini corre tantissimo Bage, adesso invece gira per Boccia, pallone restituito al capitano del Catania. Rapisarda cambia gioco, deve sterzare Rapisarda, Rizzo di prima intenzione, retisce per un attimo Petito, Castellini, Russotto, posizione più centrale, salta il primo, secondo avversario, prova a girarsi, non sa chi dare il pallone, però lo trattiene ancora, pensa allo spiovente, poi preferisce il dritto per Manuel Sarao, carica il sinistro, Sarao ribattuto il pallone, Boccia inseguito da La Monica, Boccia salta comunque il capitano, chiamiamolo così, della linea
di centrocampo del Sorrento. Ancora Boccia, buona la sua partita per oggi, lo spiovente la girata di testa, pallone che però stavolta non inquadra lo specchio della porta. Più pericolosa la prima azione, ma ancora una volta la grande giocata, la grande apertura sulla versante di sinistra. Boccia, saltato l'uomo, poi con forza mette la palla al centro di testa. Sarao poteva fare meglio, poteva andarla a schiacciare sicuramente, però da apprezzare il fatto che riesce sempre a prendere il tempo ai difensori centrali del Sorrento, che sono molto forti fisicamente. Buona la partita di Boccia, sicuramente tra i più determinati in questa prima mezz'ora di match. Gioca Russotto, adesso Catania che prova ad entrare nella cabina dei bottoni di questa partita, ma attenzione perché il Sorrento è sempre pronto a ripartire. Catania è chiamato ad indietreggiare con Petito che adesso si impossessa del pallone, si accentra il numero 11. Attenzione per la giocata, bravissimo Rapisarda. Rapisarda capisce tutto quanto, si era liberato Scala sulla versante di sinistra, poi ottima invece l'intuizione di De Luca, non ci arriva Russotto, si dispera il giocatore della maglia numero 7 della Catania, ma anche in questo caso potevamo essere più incisivi. Le due squadre si sono allungate e si stanno vedendo finalmente delle trame di gioco in verticale più entusiasmanti. Sia il Sorrento che il Catania cercano di aprirsi a dei contropiedi, e in entrambe le occasioni ci potevano essere due situazioni di gioco veramente interessanti. Da dietro con Herrera che ha ripreso la posizione di play quasi basso rispetto alla linea difensiva, ma non è questo il suo standard di collocamento in campo. Sulla sinistra gioca Petito, poi Lorenzini, Castellini con calma, aspetta che ritorni Rapisarda. Buona la giocata anche del numero 5 della formazione rossazzurra, richiamato nuovamente all'indietro con grande determinazione e velocità. Impostano subito la manovra i giocatori del Sorrento. Attenzione al movimento di La Monica, capocannoniere di questa squadra, e si capisce il motivo. È molto bravo a inserirsi verticalmente, è stato lui a dettare il passaggio, ecco. Nei tempi di gioco un giocatore importante con l'inserimento facile, ha sbagliato lo stop in questa situazione. Che è una specie di Vitale del Catania, è una posizione non un dico po' più maturo, sì, perché è un 96 chiaramente. È normale, però per dare chiarezza un po' anche a quelli che sono i giocatori conosciuti da parte del pubblico, dei tifosi del Catania, un centrocampista con licenza di andare in gol, e lui in questa squadra ne ha segnati più di tutti quanti i suoi compagni di squadra. Herrera non ne sbaglia una. Herrera è proprio il metronomo panamense. Poi adesso Cucurullo tra due avversari riesce comunque a scaricare. Si fa vedere Russotto che ha tagliato il campo coast to coast della parte però più larga e meno lunga, rimessa con le mani per Ciccio Rapisarda. Si fa vedere De Luca adesso con l'esterno della scarpetta per Vitale. Scarico poi come al solito Agnello Boccia, Francesco Lodi, sciabolata a cercare Rapisarda di testa, però girato nel mucchio delle faglie rossonere. Si riparte da dietro, si riparte ancora con la possibilità per il Sorrento di giocare il pallone con Todisco, serie di rimbalzi, poi arriva Rizzo, cerchio di centrocampo, e guardate come il Sorrento invece sul possesso palla del Catania lasci davanti soltanto Petito, tutto il resto va a compattare la linea di centrocampo e di difesa rovesciata, con palla che però si perde fuori. Mentre aggiornamento per chi ovviamente ha voglia di sapere cosa sta accadendo tra Cavese e Brindisi, risultato di 1-0, Cavese 0, Brindisi 1. Siamo al minuto 34esimo del primo tempo, stesso tempo che state vedendo impresso nel nostro time code in alto a sinistra dei vostri teleschermi, ma tra Cavese e Brindisi il risultato è cambiato a Vibo Valencia, ovviamente campo neutro dove si gioca questo spareggio per determinare la promossa
in Serie C. Rapisarda, minuto 34esimo, quasi ultimato, siamo a ridosso del 35esimo minuto, 10 a finire per questo primo tempo. Lorenzini, Lodi, Vitale, Rizzo sono sempre chiamati ad allargare il gioco. Giocatori della Catania si chiudono bene, quelli della Sorrento sono sempre pronti a ripartire, così come hai detto tu, il metronomo che Herrera, attenzione con Bagier, pallone lungo spedito dalle parti di Beters, e quindi risultato che vi abbiamo già preannunciato con il gol a Vibo Valencia del Brindisi contro la Cavese. Questa sfida che vale un posto non soltanto nella pool scudetto ma anche nel prossimo campionato. Prova Russotto col destro, poi la Monica con calma, con errore, invece Rizzo, non c'è deviazione sul pallone calciato dal giocatore con la maglia numero 18 del Catania, che è vice capitano della formazione rossa-azzurra, rimessa con le mani, davvero svirgolato il tiro. Ne approfitta Francesco Tudisco, unico ammonito dalle fila del Sorrento, l'altro invece è il rosso-azzurro Manuel Sarao. Lorenzini prova ad imprimere anche una maggiore pressione territoriale il Catania. Partiamo da Rapisarda, controllo di petto del numero 5 catanese, poi anche lui oggi giornata di errori facili su palloni giocate non particolarmente impegnative, ma con un coefficiente di errore particolarmente alto per lo standard anche del numero 5 della formazione rossa-azzurra. De Luca si è visto pochissimo in questa prima parte della partita, davvero pochissimo, molto di più Russotto, chiamato a partire da sinistra, poi girato a destra, poi ritornato nuovamente nella sua posizione di sinistra, ma De Luca fari spenti finora, poche le opportunità, due invece le palle gol per il Catania, tutte e due con Manuel Sarao. Calcio di punizione che batte il Sorrento all'interno dell'area di rigore, migliore della linea difensiva della Catania, ancora una volta Boccia che interviene, mentre le immagini riguardano Giovanni Ferraro che dà indicazioni dalla panchina. Subito dopo gli sviluppi di questo calcio d'angolo daremo la linea a Marco Carli per capire come sta vivendo la panchina della Catania questi minuti che scorrono prima della chiusura del primo tempo. Lo batte corto il calcio d'angolo, attenzione, il movimento di Petito, si può caricare pallone con il destro, pallone che spiova all'interno dell'area di rigore. Rapisarda sicuramente più bravo nelle letture difensive oggi, che quando deve impostare la manovra d'attacco va a chiudere, rimessa con le mani a favore del Sorrento. Marco Carli. La sensazione che si respira anche qui in panchina, intanto c'è il cross del Sorrento. A te? Spiovente in area di rigore in due tempi, poi Peters comunque riesce a tenere incollato dopo due rimbalzi il pallone Guantoni, e Marco Carli che può nuovamente darci delle indicazioni più fresche da bordo campo. Sì, perché la sensazione è appunto che la squadra ci sia una distanza fra le parti notevole. Si chiede di essere corti alla squadra rossa-azzurra, anche perché il momento migliore del Catania in questo primo tempo, vale a dire nella metà di questo primo tempo, è stato proprio quando la squadra è stata più corta in campo. Scusami Marco, ma c'è il fallo di Todisco, Francesco Todisco, che è stato ammonito prima. Chiamano ovviamente il cartellino giallo, il secondo cartellino giallo, ma non ci sono ovviamente gli estremi, con ogni probabilità di un altro cartellino giallo, ma è un giocatore impredicato di non commettere più azioni. Forse è stato l'unico momento più significativo della giocata e della partita oggi di Giuseppe De Luca. Ne viene fuori questo calcio di punizione a favore della Catania. Si va di strappi e di accelerazioni da una parte e dall'altra. Francesco Lodi parla con Pizzi di Bergamo.
l'arbitro dice fischiato il calcio di punizione, non c'erano gli estremi del cartellino giallo, sarebbe stato il secondo per Francesco Todisco, mentre Francesco Lodi da quella posizione può soltanto caricare il destro e vedere se ancora una volta dallo schema o va direttamente alla traversone all'interno dell'area di rigore. Tra due soluzioni, la prima di testa, allontanano i giocatori della Sorrento. Petito come al solito lo stop e qua c'è la giocata e il fallo di Rapisarda, stesso metro utilizzato per il fallo precedente di Francesco Todisco. Anche qui poteva starci forse il cartellino giallo, in questo caso come ha fatto prima il direttore di gara stende un velo pietoso e lascia ovviamente i cartellini in tasca. Ma che giocata quella di Petito. Petito è un giocatore, l'abbiamo già visto nelle precedenti occasioni, dalla grande forza fisica, è abilissimo a liberarsi nei primi metri, ha una forza istantanea importante. Poc'anzi dicevi bene tra Russotto, che insomma è sempre pericoloso, e De Luca, che fa fatica a interpretare questo ruolo. I numeri non tradiscono, 7-8 gol che ha fatto in Serie D, quando lui invece nelle altre categorie è stato sempre in un'altra goleador in esatto. altre posizioni, quindi fa fatica a interpretare questo ruolo, non lo sente suo probabilmente. E questa è stata anche non soltanto la stagione dei record, non soltanto la stagione di grandissime soddisfazioni calcistiche, la stagione per cui si è vinto il campionato con 2 mesi di anticipo sostanzialmente, ma anche quella di alcuni mal di pancia, quelli ovviamente di Giovinco, quelli meno evidenti di De Luca, e adesso possibilità invece per chi ha giocato un po' di meno di farsi trovare pronto, cosa che non è successa per Giovinco nelle ultime apparizioni. Adesso chance importanti arrivano per De Luca, ma dalla panchina ovviamente c'è un giocatore come Gianluca Litteri che chiede spazio e soprattutto chiede la possibilità di potersi giocare scorci di partita ed essere magari tornare ad essere determinante. Lorenzini, Castellini, 2 fiammate del Catania, tutte e 2 firmate da Aniello Boccia, tutte e 2 poi confezionate con il suo sinistro, girate di testa da parte di Sarao. Prima conclusione più importante, sbagliamo con Castellini, come al solito Eric Herrera è sempre lì ad intercettare tutti i palloni. Francesco Todisco gioca per Marco Cuccurullo, pallone poi consegnato a Giuseppe Lamonica, apertura sulla versante di destra per Gianmarco Todisco, l'altro omonimo. Poi torniamo nuovamente da Cacace, Catania che adesso ha portato 8 giocatori all'interno della propria metà campo. Francesco Lodi si è spostato più davanti, provano a pressare di più sul possesso palla degli avversari. Francesco Todisco, il duello personale con De Luca, preferisce scaricare all'indietro per la Monica, gioca con i piedi del sorbo, poi Francesco Fusco e ancora come al solito Petito scarica poi per Herrera. Bagé tra 2 avversari, De Luca commette fallo, l'arbitro comanda il calcio di punizione a favore del Sorrento e lì probabilmente ancora una volta abbiamo calcolato male le distanze e le chiusure. I meriti del Sorrento sono nel ruotare molto sia i 3 giocatori d'attacco che i 3 centrocampisti. Ci sono delle rotazioni continue che non danno punti di riferimento sia ai centrocampisti che ai difensori del Catania. Giusto Carlo, giusto, è altrettanto giusto che le rotazioni che ha tentato invece il Catania riguardano soltanto i 2 esterni, sono Russotto e De Luca, e tutte e 2 i tentativi di fare ruotare questi uomini non hanno sortito gli effetti voluti dal tecnico Giovanni Ferraro. Eric Herrera, punto di battuta, attenzione perché ci sono 6 giocatori in maglia rossonera all'interno dell'area di rigore, pallone che sfiora con i pugni, lo allontana direttamente Beters, poi attenzione al volo, il palo incredibile da parte di Scala che va praticamente a cogliere di controbalzo il palo, l'azione più pericolosa
della partita. Al minuto 44esimo l'uscita con i pugni di Beters e poi Scala che è andato praticamente a colpire il legno basso della porta difesa da Beters, ma che pericolo, tiro da 20 metri con il pallone che è rimbalzato proprio davanti a Beters. E adesso c'è il calcio d'angolo, ma rivediamo nuovamente, guardate il calcio di punizione battuto da Herrera, l'uscita un po' goffa da parte di Beters sul rimbalzo direttamente al volo di destro, pallone che rimbalza all'interno dell'area di porta. Meno male che ci è arrivato con la punta dei guantoni Beters, ma il pallone è andato a rimbalzare direttamente sul palo e poi all'esterno. Fortunatamente il calcio d'angolo lo battono dalla bandierina di destra. Attenzione di testa, la girata di Bage, correzione fuori da parte di Francesco Rapisarda, oggi sicuramente meglio come difensore che come propositore offensivo, perché da quelle parti ovviamente deve vedersela spesso con Petito. C'è un minuto di recupero, lo abbiamo già quasi consumato, siamo al 55esimo, 5 secondi, l'arbitro poi controllerà il cronometro, fischierà 2 volte, così come succede proprio in questo istante. Si riprende nuovamente il pallone in mano il signor Pizzi di Bergamo, che ha diretto finora bene la partita. Due colpi di testa da parte di Sarao sono invece il compendio finale dei primi 45 minuti, uno che si è perso a fil di palo a destra della porta difesa da Del Sorbo, uno abbondantemente alto ancora una volta sul cross dell'unico esterno che sta reggendo il confronto sul settore di sinistra del campo, che è Aniello Boccia. Il resto si è visto francamente poco e la partita è cominciata nei secondi 45 minuti e subito però chiedo a Marco Cardi i movimenti in panchina del Catania. Nessun cambio intanto né per il Sorrento né per il Catania in questo inizio di ripresa. Durante l'intervallo hanno intensificato le fasi di riscaldamento soprattutto Palermo e Forchignone, che sono i primi iniziati ad entrare. Bene, e quindi andremo a capire cosa andrà a cambiare il tecnico Ferraro, facendo però attenzione alla circostanza che con una squadra come quella del Sorrento, che abbiamo visto nei primi 45 minuti, il rischio di sovraesporre il fronte offensivo della Catania potrebbe di contro alleggerire ulteriormente il reparto di centrocampo, che ci sembra quello più in sofferenza della squadra. A bocce ferme adesso con il pallone che è stato rimesso nuovamente in gioco, le due sensazioni, Carlo, per quello che hai visto nel primo tempo, quelle che potrebbero essere le sostituzioni del tecnico Ferraro. Ripetiamo, Angelo, che sicuramente loro si sono dimostrati più in palla, hanno lottato fino all'ultimo per la vittoria del campionato, quindi hanno fatto partite sicuramente tirate. Il Catania già da più di 2 mesi quasi ha fatto delle partite così un po' per il palcoscenico, per il pubblico, ma prive di quella tensione agonistica così importante che serve sicuramente alla squadra. Ora vedremo se magari con i cambi, mettendo gente che ha giocato poco e che magari ha più voglia, più rabbia, più cattiveria, vuole dimostrare qualcosa, se riuscirà a sopperire a questo gap. Che partita quella che sta facendo Eric Herrera, ha preso le chiavi del centrocampo, giocatore in maglia rossonera. Petito sul fronte offensivo, la girata dalle parti di Beters, non ci sono pericoli però per l'estremo difensore del Catania. Ritorna Marco Cucurullo, giocatore che aveva provato mettere il pallone alle spalle dell'estremo difensore del Catania. 2 uscite con i pugni nei primi 45 minuti, la prima nella confusione a ridosso dell'area di porta, poi la seconda invece che aveva portato il Sorrento alla botta violentissima al volo di destra di Salvatore Pio Scala. Prova a impostare il Catania, lo fa con Lorenzini, scivola Boccia, riesce comunque a mantenere il pallone in campo. Siamo sul versante offensivo di destra con De Luca, salta il primo avversario, ancora una volta De Luca che si era liberato tutto a sinistra, Boccia non l'hanno visto, i compagni di squadra, aveva la possibilità di cercare la profondità, abbiamo invece mantenuto il possesso sul versante di destra, abbiamo guadagnato comunque un calcio d'angolo. De Luca è tornato nuovamente a destra, Ursotto
preside invece la parte sinistra all'interno dell'area di rigore, uno a fianco all'altro, Sarao e Vitale, più avanti Russotto e lo stesso De Luca. Si fa vedere pure Boccia che adesso prova a scombinare le marcature e i blocchi all'interno dell'area di rigore, pallone che spiola all'interno, allontanato, Rizzo non è al 100%, centrocampista della Catania, poi Russotto, ultimo controllo del numero 7 della formazione rossazzurra. Si dispera Andrea Russotto, non è d'accordo con l'indicazione del direttore di gara che ha consegnato la rimessa con le mani al Sorrento. Salta il primo avversario, c'è comunque il fallo da parte di Boccia, l'arbitro ferma il gioco, calcio di punizione, la battuta di La Monica, poi Herrera per giocare indietro per Cacace, a sinistra del Fusco, poi all'indietro del Sorbo, di testa alla Rapisarda, prova a chiudere, ma riconquistano il pallone i giocatori del Sorrento che hanno cominciato così come era avvenuto nei primi 45 minuti. Attenzione, c'è uno spazio libero sulla versante di sinistra, il solito movimento, la parata da parte di Peters su Petito che aveva saltato gli uomini in marcatura. Meno male che Petito ha praticamente indirizzato il pallone nell'area coperta dall'estremo difensore del Catania, Lorenzini, molto onesto nell'intervallo, ha detto dobbiamo prendere le misure a questa squadra, abbiamo un po' sbattato in campo, questo era il senso delle sue dichiarazioni, ci hanno messo in difficoltà. Angelo, consideravo che Herrera non ha sbagliato un passaggio, gioca sempre in verticale e sono andato a controllare l'età perché sennò mi veniva difficile pensare che un giocatore del genere giocasse in Serie B, è un 92, quindi magari il giocatore di 31 anni. Russotto nel frattempo, scusami, Rapisarda lungo il fronte di destra, poi ancora una volta riescono comunque a liberare l'area di rigore, arriva Francesco Lodi, c'è il calcio di punizione per il tentativo di incursione, Lodi lo aiuta a rialzarsi proprio Herrera, calcio di punizione alle proteste da parte dei giocatori della Sorrento. Guardate l'uscita doppio di Francesco Lodi e forse aveva ragione Todisco, c'è dato d'astuzia Francesco Lodi, questa invece dell'azione precedente, guardate il doppio passo e poi la girata di Petito, la parata da parte di Peters, quella è la mattonella di Francesco Lodi, anche se siamo sostanzialmente a piedi invertiti sul punto di battuta, non lascia il presidio Tage, parla con Francesco Lodi, rimane Rizzo, la concentrazione di Lodi e qui il Catania può fare la differenza sui battitori e soprattutto l'intenzione di Rizzo che allontana Tage con poca eleganza, si defila Rizzo, cartellino giallo per La Monica, nel frattempo proteste veementi da parte dei giocatori della Sorrento, non volevano la concessione di questo calcio di punizione. La Monica ha protestato vivacemente all'indirizzo del direttore di gara, se l'è cercato con astuzia Francesco Lodi, adesso vediamo se fare la differenza sono i numeri di questa squadra. Francesco Lodi ha fatto direttamente però sulla barriera compatta dei giocatori della Sorrento, in seconda battuta arriva invece Del Sorbo, spegne ogni velleità offensiva al proseguo della manovra da parte del Catania, rimane un giocatore per terra. Ci sono le prime sostituzioni di questa partita. Marco. Sì, Angelo, vi avevamo anticipato, no, che i due che si sono riscaldati maggiormente nella fase dell'intervallo erano Palermo e Forchignone, saranno i primi ad entrare in campo per il Catania. I due che sostituiranno saranno Castellini e De Luca. L'indicazione dovrebbe essere che Rizzo va al centro della difesa e Palermo dunque va a centrocampo. Vedremo se sarà così. Intanto le sostituzioni: Forchignone e Palermo dentro per Castellini e De Luca. Torniamo ancora una volta sperimentale l'idea del tecnico Ferraro, mente
colloca Rizzo nella posizione di centrale difensivo, deve fare attenzione proprio perché lì davanti c'è una terna di attaccanti particolarmente veloci. Petito lo ha dimostrato, Bagé è un giocatore che riesce a muoversi negli spazi, lo stesso Scala è un atleta che si è visto poco, ma proprio perché è particolarmente contenuto, l'inserimento di Forchignone quindi è magari l'inserimento di Palermo che provoca una maggiore progressione offensiva della Catania lì in mezzo al campo. Proviamo quindi ad attaccare e ovviamente non mettere rimedio nel ricucire gli spazi. È una strategia che è sempre messo in campo Giovanni Ferraro nei momenti di difficoltà, andare a valorizzare il reparto offensivo a scapito di quello di centrocampo della linea difensiva. Non possiamo sapere se Castellini ha avuto qualche problema muscolare, perché mi suona strano centrale con un attacco così dinamico, così veloce. Tra l'altro Rizzo che non era al 100% della condizione prima di entrare in campo. Suona strano. Dobbiamo capire se il cambio di Castellini è dettato da condizioni fisiche particolari. Non c'è parso, per quello che abbiamo visto comunque nel primo tempo, e neanche che il giocatore abbia chiesto la sostituzione, a meno che la cosa poi era chiarita da Marco Carli tra qualche istante. Intanto sotto mette il pallone al centro dell'area di rigore, lontano quelli del Sorrento. Francesco Lori, il controllo per il sinistro, subito Russotto all'interno dell'area di rigore, chiude comunque in posizione irregolare Russotto, ma era stato Todisco che aveva comunque portato il tempo della battuta. Guardate la porta di Francesco Lori, il controllo di Russotto È il grande intervento di Todisco, è stato bravissimo Todisco. Comunque, per non sapere come si dice nel leggere e nel scrivere, ha messo il pallone direttamente fuori. A questo punto chiedo a Marco Carli se Castellini ha dato segnali di risentimento, in particolare affaticamento. No, assolutamente Angelo. Attenzione, Tanto perché il Sorrento in possesso di palla va praticamente a chiudere Lorenzini, si è aperto comunque un varco tutto libero a sinistra dove si può andare a lineare Petito. Abbiamo difficoltà con la gestione degli uomini. Todisco era stato davvero molto bravo a trovare la profondità lungo l'alto di destra. Lorenzini era andato subito a chiudere, attenzione stavolta a sinistra, c'è Scala, mette un pallone al centro, Italia lontana, ma poi la botta col destro da parte di Giuseppe Lamonica che ci prova, pallone che si perde fuori, ma aveva tutto allo specchio della porta, ha voluto tentare la battuta violenta, poteva probabilmente sfruttare anche meglio questa azione, ma si è lasciato ingolosire per quel pallone che gli rimbalzava proprio sul destro. Marco. Sì, solo per confermarti che è assolutamente scelta tecnica, non ci sono problemi fisici per Castellini, semplicemente si è reputato appunto che potesse essere più conveniente per il Catania spostare Rizzo in difesa con Palermo a centrocampo e Forchignone ovviamente sull'esterno al posto di De Luca. Lasciamo probabilmente a questo punto la più grande responsabilità della linea difensiva a Lorenzini, al quale ovviamente questo schieramento impone una maggiore attenzione nelle letture in velocità. Rizzo deve inventarsi un ruolo che sicuramente conosce, ma non è ovviamente il suo ruolo naturale, a meno che Ferraro, per ragione di under, non voglia poi successivamente collocare diversamente la linea difensiva. Francesco Lori batte il calcio di punizione proprio in questo istante, raccoglie Rizzo, arretrato nella linea difensori, Russotto lascia correre sullo schienente che arrivava dal centro, non si comprende con Boccia, si scusa Andrea Russotto, autore del tentativo di andare a cercare il tiro sul cross millimetrico di Francesco Lori, più ancora attenta la chiusura da parte di Gianmarco Todisco che ha spazzato il pallone fuori. Comunque
stata fermata dalla seconda assistente Cifo di Trento del signor Pizzi di Bergamo, posizione irregolare da parte di Russotto al momento del lancio di Lodi. Non soffre assolutamente la linea difensiva della Sorrento che adesso gioca con Todisco, poi Rizzo, posizione centrale difensiva, lo stop di Petito, attenzione, possesso di palla, proprio Petito, lo scarico per Gianmarco Todisco che sta salendo in cattedra, si fa vedere in una posizione più avanzata, una serie di rimpalli, poi meno male, Rizzo ci mette una pezza, l'arbitro ferma il gioco, comanda un calcio di punizione per fare un attacco da parte del Sorrento. Ricadiamo per un attimo, ma non riusciamo a ricucire gli spazi del centrocampo. Quella di poco fa è stata un'azione importante, dettata sicuramente dalle esercitazioni che il mister del Sorrento va a fare. È stato l'1-2 con l'inserimento del terzo uomo, è stato bravo Lorenzini a fermare questo inserimento, è stato bravo a stoppare la palla. Insomma, il Sorrento sta veramente dettando il tempo della partita e deve stare molto attento. Noi non riusciamo a contenere granché lì in mezzo al campo. Adesso Catania che prova la giocata proprio con il primo pallone di Forchignone. Onnipresente ancora Herrera, scusami, assolutamente onnipresente. Giocatore che troviamo in tutte le aree del campo. Mamma mia, posizione comunque irregolare da parte di Scala, c'è e non c'è questo fuorigioco segnalato provvidenzialmente da De Palma di Molfetta, lo vedremo nel nostro replay. Chiede ovviamente il pallone con i tempi giusti, la galoppata da parte di Danger che poi si lascia scorrere della frazione di secondo in più prima di dare il pallone a Scala. Abbiamo parlato proprio del numero 7 della formazione del Sorrento, quello probabilmente meno in vista per tutti i primi 45 minuti, ma perché ha avuto sempre una marcatura lì particolarmente attenta, ma adesso che ruotano, che si liberano gli spazi al mezzo al campo, potrebbe essere determinante. Occhio. Ma è stato quello che ha preso il palo, ha fatto un gran tiro, esatto. Al 45esimo ha sfiorato il gol con un gran tiro di destro, quindi giocatore dalla tecnica sopraffina Scala, diverso dagli altri due che sono straripanti dal punto di vista fisico. Che giocata da parte di Petito, adesso con le maniere cattive lo devono fermare. Guardate la smorfia del giocatore della Sorrento e lì ovviamente deve stare attento il Catania nella marcatura e soprattutto nel tenerlo a bada. Todisco al centro dell'area di rigore, lo spiovente da parte di La Monica, attenzione poi il tiro controllato da Peters. C'è area di sostituzioni tra le fila del Catania, mi pare di no, ma non vediamo invece cosa succede in curva nord. Catania che però perde ancora un pallone in mezzo al campo, movimento dell'onnipresente Petito, scarico a destra per Todisco. Ormai la manovra della formazione di Maiuri ha preso non soltanto spazi ma anche ritmiche che diventano sempre più ricorrenti, quasi un refrain, mentre c'è Bage che rimane infortunato e quindi Marco Calli. Allora, mi chiedevi dei cambi, sì. È pronto Jefferson per il Catania, fra poco vi diremo al posto di chi, mentre in curva nord è stato esposto uno striscione sulle mamme, la canzone mia più bella sei tu mamma, per cui questo è stato che adesso la regia vi sta riproponendo, lo striscione esposto dalla curva nord e i conseguenti applausi del resto dello stadio. E questo mi sembra che sia la cosa più bella da sottolineare, anche le nostre sinergie di squadra. Sarao tocca il suo primo pallone nei secondi 45 minuti, ne sono trascorsi 62 dall'inizio della partita, tutto il secondo tempo lo coglie soltanto proprio in questo istante. Russotto, fallo su Russotto, la reazione all'indirizzo di Gianmarco Todisco, ma le giocano con tutte le armi possibili, grande carica di adrenalina per la formazione di Maiuri. Un po' sgonfio mi sembra il Catania. Francesco Lodi però mette il pallone al centro ancora una volta, riusciamo a rendere particolarmente facili da
favori dei giocatori del Sorrento. Si prende il cartellino giallo invece Andrea Russotto, che era andato a cercare grane sullo scontro prima verbale poi fisico con Gianmarco Todisco. Secondo cartellino giallo. Ricordiamo che in questa competizione vengono azzerati i cartellini gialli, partiamo quindi da zero e vedremo se le decisioni del direttore di gara hanno riguardato non soltanto Russotto ma anche Todisco, tutti e due, e hanno pertanto indirizzato la scelta del direttore di gara nella dirimere in partenza qualunque scintilla che poteva nascere dalla panchina in Catania. Giovanni Ferraro, c'è un'altra sostituzione, Marco. Esatto, esce con il numero 7 Russotto, entra con il 79 Jefferson, che è tornato fra i convocati in questa partita e ritorna anche in campo. Discutevano prima in panchina Frazeoli e Ferraro eventualmente se sostituire Lodi e fare un Catania a trazione più offensiva, ma invece alla fine la scelta è caduta su Russotto e proprio Ferraro in questo momento sta discutendo con Lodi per dare ulteriori indicazioni in questa fase importante e cruciale dell'incontro. Cerchiamo di capire a questo punto come giocherà il Catania, perché giochiamo già con un giocatore fuori ruolo che è Rizzo, che è messo sulla linea dei difensori del Catania. Avremo un centrocampo dove c'è Palermo, dove Lodi farà il metronomo, dove Vitale proverà a scardinare le linee di difesa e cercando anche di contenere, anche se da quelle parti tutto mi sembra particolarmente complicato. Attenzione, perché ancora una volta il pericolo che arriva dalle mancate chiusure sul versante di destra. Lì Palermo deve fare ancora significativa attenzione, perché su quel fronte gioca Scala, non ha un riferimento diretto e quindi Scala ha quasi sempre la possibilità di avere gli spazi liberi per andare a girare con il sinistro. Jefferson è andato a prendere il posto di Russotto e quindi sta andando a fare l'attaccante di sinistra. Chiaramente sicuramente non è congeniale alle caratteristiche del giocatore. Vedremo se durante il passare dei minuti si collocherà in qualche altra posizione, mentre loro poc'anzi hanno attuato un'azione classica da 4-3 con inserimento, taglio dell'attaccante di sinistra, inserimento della mezzala sinistra, e sono andati vicini a una situazione di pericolo. Rizzo Lorenzini, i due centrali. Forchignone si è collocato largo a sinistra. Boccia adesso con per giocarla in Catania, la perde però lì in mezzo al campo. Attenzione, Petito ancora comanda il gioco, nessuno lo va a contrastare. Petito quasi entra in area di rigore, poi Lorenzini fortunatamente comprende tutto quanto. Forchignone prova a saltare l'avversario, commette fallo sotto gli occhi del direttore di gara, che calcio si rialza senza esito il tentativo di galoppata del giocatore con la maglia numero 11, parte con un attimo di ritardo, poi evidente il fallo. Pronta la decisione del direttore di gara, la giocata di Herrera come al solito, giocatore che si trova su tutte le parti del terreno di gioco. Il calcio di punizione lo batte Cacace direttamente lungo e profondo, non ci sono problemi per Peters. Ricordiamo che mantenendo questo risultato il Catania non giocherebbe domenica, e che se il risultato dovesse essere confermato alla fine dei 90 minuti anche sul neutro di Vibo, bisognerebbe giocare mercoledì a Brindisi. Ma non è una bellissima figura quella iniziale del Catania contro il Sorrento. Poi vedremo Boccia sulla versante di sinistra, Vitale recupera, Forchignone nel controllo, prova a girare anche l'avversario. Vitale deve giocare col destro, prova a saltare, gli allarga con Francesco Lodi, sbaglia la misura dell'appoggio, però il pallo poi favorisce Rapisarda. Rapisarda si gira, scivola Rapisarda, il duello, poi allarga un braccio Rapisarda, tutto normale per il direttore di gara. Francesco Lodi, Jefferson, Rizzo, avanza palla al piede,
il Catania con il tentativo di incursione di Fortignone, la chiusura da parte di Todisco, attenzione alla ripartenza da parte di Bage avanza, palla al piede, attenzione, Bage ha 3 soluzioni, può scaricare sul destro e prova poi a scombinare i piani il Catania, la battuta con la Monica, un rimpallo, recupera la formazione rossazzurra, ma errore di Bage. Aveva possibilità di scaricare dritto per dritto, a sinistra per Scala, si era fatto vedere a destra Petito, ha utilizzato un rimpallo di troppo. Francesco Lori è fuori partita in alcune circostanze, anche lui probabilmente al carico in questo secondo tempo, in questa versione voluta dal tecnico Ferraro di dettare i tempi di un centrocampo già lento e superato in velocità nei primi 45 minuti insieme a Rizzo. Figurarsi in questa circostanza. Finora Palermo si è visto davvero pochissimo, vitale lotta, perdiamo palloni uno dopo l'altro. Petito, Lorenzini si intesta una lunga rincorsa d'autorità, Lorenzini salta l'uomo, sta facendo tutto quanto, numero 24 formazione rossazzurra, la mette al centro, scivolata, poi Fortignone non riesce a caricare il sinistro, deve cambiare nuovamente piede, si fa vedere sull'altro fronte Palermo, ma che giocata quella di Lorenzini, che ha provato a dare la carica al Catania. Ha bisogno di leader in mezzo al campo, e se il leader in questa partita non è il capitano, a questo punto si intesta ai galloni Filippo Lorenzini. Dal punto di vista tattico il Catania si è schierato con un più logico 4-4-2, quindi Jefferson si è messo vicino a Sarao, Fortignone sull'auto di sinistra e Palermo largo sull'auto di destra. In mezzo al campo Vitale centro-sinistra e Lodi centro-destra. Vediamo se anche questo esperimento, che è stato utilizzato in alcuni momenti di partite dal Catania, ma con risultati sicuramente più delineati, possa sortire i frutti sperati. 2 sostituzioni, una per parte. Marco. Perché prima c'è il cambio nelle fila del Sorrento, entra Erradi al posto di Cucurullo, la panchina del Sorrento che prima si è disperata in occasione del 3 contro 2 in contropiede non sfruttato. Per quanto riguarda il Catania invece è il turno di Pedicone, che prenderà il posto di Boccia, dunque andando a collocarsi nella stessa zona di campo. Erano i 2 giocatori che erano in ballottaggio insomma fino alla giornata di ieri, poi è stato scelto Boccia, adesso in campo Pedicone che va subito ad effettuare la rimessa laterale. A te. D'accordo, sostituzioni che non snaturano il Sorrento ma che mantengono invece in campo l'inserimento di Pedicone. Rimane sicuramente un giocatore che ha minori minuti in campo, ma sinceramente Boccia non mi è assolutamente dispiaciuto per tutto quello che ha fatto vedere nel primo tempo, con Jefferson la rovesciata da parte del brasiliano, il pallone che si perde comunque fuori, la deviazione, vorrebbero il calcio d'angolo quelli della Catania. Non è dello stesso avviso il direttore di gara, mentre il Brindisi vince 2-0 e a questo punto sembra che abbia messo una seria ipoteca nei confronti della Cavese per la promozione in Serie C, questo spareggio. Mentre attenzione, perché Petito entra all'interno della rigore, non c'è fallo di mani, l'uscita provvidenziale, il gol da parte della Sorrento, ma protestano tutti all'indirizzo del direttore di gara per un fallo di mani evidentissimo. Il Sorrento va praticamente a andare a trovare la via del gol. Fallo di mani di Petito nel controllo del pallone, proteste all'indirizzo della terna arbitrale, soprattutto di De Palma di Molfetta. Francesco Lodi, non c'è VAR, De Palma di Molfetta parla con Francesco Lodi ed è un mani nettissimo quello che Petito ha commesso. La sensazione che abbiamo avuto è stata questa, la vedremo, lungo lancio, guardate, pallone che rimbalza con Petito che va a raccogliere il pallone, prova lo stop, mani totalmente disancorate dal corpo. Lorenzini va a protestare
pallone che gli rimbalza, Rapisarda che prova ad allontanarlo. Abbiamo parlato di Scala, che era sicuramente il giocatore più impredicato di avere maggiore libertà. Lorenzini va all'indirizzo del direttore di gara, parla anche con Mauro Antonio De Palma, ma l'arbitro è inamovibile sulla scelta, c'è un cartellino rosso. Marco, che succede? Per Lorenzini, eccolo qui. quello che più Questo è il fallo di veementemente mani. si è lamentato, Questo- anche perché era vicino all'azione. Questo è un fallo di mani evidentissimo, fallo di mani evidentissimo da parte di Petito. Si ferma il Catania, Guardalino che non si accorge di niente e poi Rapisarda prova a chiudere, Lorenzini che protesta, cartellino rosso, oltre il danno anche la beffa. Francesco Lodi all'indirizzo di Mauro Antonio De Palma di Molfetta, che non si è accorto assolutamente del fallo di mani evidentissimo da parte di Petito. Va a parlare anche Forchignone con De Palma, ma nessuno si accorge di niente, né De Palma che era proprio lì sulla traiettoria, neanche il direttore di gara. Ferma l'azione, tutto scorre, tutto procede fin tanto che proprio Petito mette una sfera all'interno dell'area di porta. Rapisarda prova, è inutile andare a parlare ancora con il direttore di gara perché non si torna indietro sulle decisioni, non c'è il VAR e nel bene e nel male questa è una decisione sbagliatissima che condiziona la partita, ma mettiamoci pure il pizzico di demerito del Catania dall'inizio di questo match. Lasciamo stare, dico, le altre valutazioni, un fallo sicuramente Evidentissimo. grossolano, come si fa a non vederlo, però è sbagliata anche la reazione di farsi espellere, lasciare la squadra in 10. Adesso veramente diventa un'impresa, soprattutto senza più un difensore centrale di ruolo. Vedremo se sarà Rapisarda a mettersi, ma non mi sembra. Attenzione perché adesso la partita si innervosisce. Adesso diventa veramente difficile andarla a riprendere. Possiamo farcela, abbiamo avuto la possibilità in altre partite di dimostrare come questa squadra abbia Petito nel frattempo è stato ammonito, autore tra l'altro di quel vistosissimo fallo di mani del quale non si è accorto né De Palma né Pizzi. Proteste all'indirizzo del direttore di gara, all'indirizzo del suo primo assistente. Nessuno però si avvede del fallo di mani tra l'altro totalmente libere dal corpo, il pallone che rimbalza proprio nella mano di Petito. Catania che si ferma, Lorenzini che si ferma, pallone che arriva dalle parti di Rapisarda e poi indirizzato a rete da Scala. Manovra e azione che avevamo già visto in altre circostanze. Abbiamo per l'appunto parlato della difficoltà a questo punto di contenere proprio Scala. Tutto nasce da un'azione viziata, ma rimane adesso da vedere la reazione della Catania, seppur in extremis. Certo, ci aspettavamo un comportamento diverso. Adesso Catania la mette sul piano emotivo e non deve cadere in questo errore. Rapisarda allontana con forza il giocatore avversario, rimessa con le mani. Minuto 77esimo, non è d'accordo con l'arbitro, non può essere diversamente, neppure col guardaline. Il pubblico, i quasi 7.000 paganti dello stadio Angelo Massimino. Catania però, ricordiamo, ha fatto troppo poco per quello che abbiamo visto nell'arco di questi 77 minuti di partita, anche al netto del macroscopico errore di Pizzi e di De Palma. Forchignone prova a liberarsi del primo avversario, salta anche il secondo. Francesco Lodi all'indietro per Vitale. Lodi si apre lo slot per il numero 11 della formazione rossonera. Chiudono tutti gli spazi, quelli del Sorrento. Non gli sembra vero comprendere che stanno vincendo una partita contro il Catania all'interno dello stadio Massimino, stadio finora inviolato dalle formazioni avversarie.
E adesso altra sostituzione tra le fila della Catania. Sta per entrare in campo Litteri ed esce Francesco Lodi. Se c'è una cosa che non abbiamo quasi mai compreso nelle determinazioni di Ferraro è la voglia poi di esprimere tutto il coefficiente offensivo della squadra, mentre Marco Carli ci parla dell'altra sostituzione. Marco. Sì, che è quella nel Sorrento con Petito che lascia il campo, era uno di quelli maggiormente nervosi, è stato anche ammonito Sì. Dopo il fallo e tutto quello che ne è seguito. Adesso si prende altri improperi da parte del pubblico perché insomma applaudiva verso la tribuna occupata dai tifosi del Sorrento, non tanto per questo ma per le perdite di tempo nell'abbandonare il campo. Al suo posto entra Gaetani con il numero 18. Gaetani che va subito a collocarsi invece sul fronte offensivo di destra, avrà preso in consegna Pedicone, mentre Rizzo è andato sulla Il Catania è schierato con uno spregiudicato 3-2-4. Esatto, sì, abbiamo una linea difensiva con Pedicone, tra l'altro Rizzo non di ruolo, centrale difensivo, perché manca Lorenzini, e Rapisarda. I due della fascia mediana del campo sono Palermo e Vitale, i 4 del fronte offensivo. Adesso vedono la possibilità di avere Forchignone, di vedere Litteri, di vedere Sarao e di vedere Jefferson, cioè dal nulla al tutto. 80° minuto che scocca proprio in questo istante, 10 minuti più il recupero, non solo per realizzare un gol, per pareggiare la partita e giocare mercoledì a Brindisi, ma quantomeno magari provare a vincerla e giocare domenica a Brindisi. Se dovessimo vincere è così, ma un pareggio ci porta invece a giocarla a Brindisi, soprattutto sull'onda lunga di un doppio risultato che ha condizionato sicuramente l'andamento della squadra rossa-azzurra, la sconfitta contro il Trapani, e questa quando mancano comunque 10 minuti e tutta la possibilità ancora di trovare il gol, perché no, anche con Litteri, chiusura davvero millimetrica di Tedesco. Poi applausi per Litteri che si è fatto vedere avanti, può battere il calcio d'angolo il Catania, è stato bravo Litteri ad insistere nel cercare la profondità. Catania che batte il calcio d'angolo dalla bandierina di destra, pallone che spiova all'interno della rigore. Litteri la gira di testa, non c'è anticipo sull'attaccante della Catania, sfera che si perde alta sulla traversa. Ovviamente entrare in campo in una situazione così affollata, dove c'è Sarao, dove c'è Jefferson, abbiamo 3 attaccanti puri, 3 centravanti e poi Forchignone diventa probabilmente anche un piccolo azzardo, soprattutto se siamo in inferiorità numerica e c'è Bage che ammazza palla al piede. Bage, bravo Vitale a chiuderlo, stavolta il direttore di gara ferma il gioco per comandare il calcio di punizione, stavolta si è accorto del fallo che ha commesso Vitale, cartellino giallo per Mattia Vitale. Ricordiamo che il gol della Sorrento nasce da un'azione ultra viziata, da un evidentissimo fallo di mani di Petito, non ravvisato né da De Palma né da Pizzi. De Palma è il primo assistente, Pizzi è invece l'arbitro. Inutili le veementi proteste della Catania, gol convalidato, non c'è VAR, quindi non hanno potuto vedere lo sviluppo dell'azione. Rimane però, il Catania è rimasto in inferiorità numerica e adesso sta per battere una calcio di punizione Herrera, partita pazzesca la sua, batte il calcio di punizione, chiama lo schema, capisce tutto quanto Vitale, lì in mezzo è rimasto l'ultimo baluardo, mentre attenzione fortunatamente Bage ne sbaglia parecchie e ha un margine di errore più basso la Monica, che invece calcia a cercare l'incrocio di pali a sinistra, la porta difesa da Peters, pallone che
che si perde fuori, fortuna per il Catania. Bene così, ripartiamo con una Pedicone che avanza palla al piede in questo 3-2-4 con Sarao. Fortignone mette un pallone al centro per Sarao, ha problema di girarsi, c'è Campanello di avversari sulla possessione numero 99 del Catania. È proprio questo quello che deve fare il Catania, cercare subito di arrivare sui 4 attaccanti, perché una giocata la possono inventare. Quindi ha fatto benissimo Pedicone a mettere palla dentro proprio per Jefferson, che è stato bravo a girarsi velocemente e a tentare il tiro in porta. Ecco, in questi ultimi minuti questa è la carta che si può giocare la squadra rossaazzurra. Questo è il curriculum del signor Alessandro Pizzi della sezione di Bergamo, è un ragioniere programmatore, conseguito il diploma nel 2016 nella 17ª gara ufficiale in quarta serie, mentre il Catania prova ad avanzare, comanda il calcio di punizione, Palermo subito per Vitale, pallone che si trova all'interno del rigore, messo fuori, calcio d'angolo per la formazione rossazzurra, ha estratto 76 cartellini gialli con la partita di oggi e 9 cartellini rossi, di cui 5 per somma di ammonizioni e poi gli altri indiretti, compreso quello per il difensore del Catania Filippo Lorenzini. Batte il calcio d'angolo il Catania, siamo sulla bandierina di sinistra, proprio a ridosso della curva nord. Un gol potrebbe portare la formazione rossazzurra a dare l'ultimo slancio, l'ultimo strappo a questa partita nei 5 minuti finali che ci portano, oltre ovviamente il recupero, ma prima del calcio d'angolo c'è ancora una sostituzione. Marco Carli. Sì, entra con il numero 13 Bisceglia per il Sorrento e esce l'autore del gol, Scala. Prova a mettere argine alla linea difensiva il tecnico Maiuri, non gli pare vero quello che è accaduto. Calcio d'angolo che batte il Catania dalla bandierina di sinistra, pallone che sbava all'interno dell'area di rigore in controbalzo, può provare a cogliere il pallone col sinistro Pedicone, da dimenticare però la girata a rete, inquadratura per Pedicone, e adesso andiamo a vedere gli spareggi di domenica 14 maggio. Ragusa Real Aversa 5-0, Salute Paternò 1-0. Questi sono i risultati che ci giungono aggiornati, ma quello che non cambia invece il risultato dello stadio Angelo Massimino. Marco Carli vede ancora una volta l'ombra di Giovanni Ferraro, cronometro alla mano, e vorrei capire cosa atmosfera dalla panchina del Catania, soprattutto dopo il gol convalidato al Sorrento. Marco. Angelo, c'è molta agitazione, ovviamente mi hanno chiesto tutti se c'era o meno il fallo di mano, ho risposto, esatto, ho risposto con quello che avete segnalato voi durante la vostra telecronaca. Chiaramente le indicazioni sono un po' quelle che diceva Carlo Breve poco fa, tentare di cercare i 4 davanti per provare a inventarsi qualcosa, ma ovviamente è dura, è difficile, il tempo scorre, mancano 3 minuti alla fine al 90esimo, ci sarà sicuramente un pingue recupero, ancora non sappiamo quanto, però ce ne sarà tanto, ma il Catania è ancora sotto. È un sistema che Ferraro ha provato anche in extremis domenica prossima, confondendo le acque a Trapani e mettendo in campo tutto il fronte offensivo di cui aveva disponibilità. Fortunatamente però poi adesso sbaglia Erradi, che può cercare la profondità. Rapisarda, condottiero, rimasto in posizione più difensiva che offensiva oggi, attento sempre nella fase difensiva, meno preciso in quella invece di proposizione dell'azione. Pedicone all'indietro per Rizzo, non sbuca il pallone in profondità, prova a manovrarlo il Catania. Nel frattempo il tempo scorre, siamo a ridosso dell'88esimo minuto e il Catania perde anche la possibilità di andare al cross, preferisce invece Palermo affidarsi al calcio d'angolo
dalla bandierina di sinistra. Ricordiamo che stiamo giocando con un uomo in meno per l'espulsione di Lorenzini. Pallone che spiove all'interno dell'area di rigore, di testa ha provato la Catania, ma la sfera si è persa abbondantemente alta sui legni della porta Del Sordo. Avete visto come ci abbia provato Bellicone e Marco Carli da bordo campo per gli ultimi minuti vicino alle panchine. Solo per dirti, Angelo, che i minuti di recupero saranno 5, dunque ne mancano 6 e qualche secondo alla fine definitiva dell'incontro. A Trapani la Catania, sotto di un gol, ha messo in campo quasi tutto il fronte offensivo che aveva a disposizione. La sconfitta rimediata alla fine di quella partita non ha giovato da insegnamento a Giovanni Ferraro, che però adesso ha praticamente 6 minuti scarsi per azzittire un po' tutti quanti e dare un'inversione e soprattutto dare una misura importante a quello che è stato il suo enorme percorso durante il campionato, sfumato però negli ultimi 180 minuti tra campionato e impegno di pool scudetto. In questa prima partita, pallone che spiova all'interno dell'area di rigore, c'è un fallo in attacco subito fiscato dal direttore di gara, che si è accorto del fallo commesso dagli Itteri. Protesta ovviamente Itteri, incredibile non essersi accorto di quel controllo con le mani da parte di Petito, non solo per l'arbitro che mi sembrava comunque in grado di poter vedere distintamente l'azione, ma soprattutto di De Palma, di Molfetta. Ma siamo in un campionato dilettanti, Carlo, non c'è bar, lo stiamo rivedendo, guardate Lorenzini e poi controllo con le mani evidentissimo di Petito. Non credo che non abbia visto, cioè veramente è impossibile da non vedere come l'avrà potuto interpretare, come pallone che esatto, come pallone che rimbalza prima su una parte del corpo e poi va a finire sul braccio, ma anche quello evidentemente è un fallo che andrebbe immediatamente segnalato. Rapisarda, incredibile la svista della terna arbitrale, soprattutto del primo assistente del direttore di gara e dello stesso Pizzi di Bergamo. Ma attenzione, la posizione è regolare stavolta da parte di Bagé avanza palla al piede, attenzione perché possiamo mettere una specie di ipoteca su questa partita, tant'è vero che la Monica realizza il gol del 2-0 e questo diciamo che poteva essere al netto di tutto assolutamente nell'aria, con il gol di La Monica al 90° minuto. Scelte poco condivisibili, diciamolo chiaramente, di Ferraro nella preparazione di questa partita, preparata malissimo. Poi terna arbitrale che ha condizionato il risultato dell'1-0, scelte tecniche che invece portano il Catania sotto di 2-0, seppur in inferiorità numerica, in assenza del difensore centrale di riferimento. E guardate come Petito conferma il suo animo d'attaccante e si porta praticamente a Catania i galloni del capocannoniere di questa squadra. 2 minuti trascorsi dei 5 di recupero, non oso immaginare l'aria che si respira nella panchina del Catania. Marco. Sì, intanto mi chiedono di rivedere l'azione perché pensavano che ci fosse un fuorigioco iniziale sullo scatto, mi sembra di Bagé, per cui magari lo possiamo verificare con il replay. Intanto c'è una sostituzione, un'altra sostituzione nelle fila del Sorrento, entra Simonetti con il numero 20 per il numero 9 Bagé. Questa è la sostituzione in casa sorrentina. Per il resto ti dico silenzio sulla panchina del Catania al gol del 2-0. Le uniche voci sono state appunto quelle di richiesta sul possibile eventuale fuorigioco in partenza della squadra rossonera. Così possiamo anche confrontarci con Carlo Breve per vedere se nel momento del lancio ci sia la posizione irregolare. Mi pare di no, e questo è il momento in cui parte il pallone. Bagé è in posizione regolare, assolutamente
regolare, lo tiene in gioco Pedicone e quindi azione regolare questa volta per il gol del 2-0, e questo è un po' il castigo di una stagione incredibile giocata dal Catania utilizzando sempre le armi della supremazia assoluta nei confronti delle formazioni avversarie, ma le coppe evidentemente non sono il forte di questa squadra. Ovviamente ci sarà una partita di ritorno che andremo a dover giocare a Brindisi mercoledì, ma partiamo da una sconfitta. Per il Brindisi sarà la prima partita, il primo incontro, perché oggi ha giocato nello spareggio per la promozione. Festeggeranno quindi a Brindisi, avranno speso tantissime energie oggi per vincere il campionato. Grande festa a Brindisi, troveremo una città bardata di festa per il ritorno tra i professionisti. Il Catania invece sarà dura, Angelo, arrivarci con la testa giusta, arrivarci con la tensione giusta, sarà veramente dura dopo questo scaffo di oggi. E diciamo che Ferraro si è giocato l'ultimo 8 per 1000 di probabilità di restare sulla panchina del Catania anche alla fine di questo campionato. Decisione reputo già presa dalla dirigenza, ma poi la gestione del campionato da professionisti sicuramente è cosa ben diversa rispetto a quello dilettanti, con un coefficiente tecnico la panchina importante per quello che è stato il campionato di questa stagione, gestione del gruppo importante. Sicuramente la sconfitta di oggi non cancella il grandissimo lavoro Assolutamente no, che ha fatto lo staff di Ferraro, quindi grandi meriti vanno dati a tutto lo staff. Sappiamo però quanto il Catania, la dirigenza, ci tenesse a giocarsi questa partita. Col senno del poi oggi si sarebbe potuto dar spazio magari a qualche giocatore che aveva più voglia, aveva magari più la pancia vuota, piuttosto che affidarsi sempre al solito 11, e quindi magari questo è stato sicuramente col senno del poi un errore oggi. Soprattutto alla luce di quello che avevamo visto dopo i primi 25, mezz'ora di partita, scelte che hanno un po' ripreso quello che è stato il percorso degli ultimi 90 minuti di campionato giocati dal Catania. Rimpolpare la linea offensiva, sguarnire però centrocampo che ci è parso invece oggi lento e con scarsissime idee. Finisce in questo istante la partita, ovviamente una enorme dose di responsabilità nella gestione della gara va data dal signor Pizzi di Bergamo, dilettante tra i dilettanti insieme a Mauro Antonio De Palma.